No, I'm not a writer. No, ma dietro le quinte, cioè tra i regali che mi hanno tempestato quei matti, guarda. Allora, l'oscurante esterno ci sta da Dio, sembra fatto apposta. È una roba incredibile, è grossissimo, della Brunner, cos'è? Mamma mia, più isolato di così, non so neanche che tiro la tenda. E adesso chiudo qua, perdona le riprese un po' così, ma fermo là. Là, sta là. Guarda. E qua questo qua glielo mettiamo così, chiuso così, qua. Oh, guarda che robe! Vabbè, un po' abbondantino, ma vabbè. Che te lo dico? Perfetto, cazzo. Perfetto! Guarda che roba! E questo è un po' lasco, dai, quelli interni un po' così. Però quello esterno, cioè quelli interni sono una roba in più. Incredible, cacchio, incredible. Forse è meglio se faccio una cosa un po' più intelligente, lo piego tipo sotto, no? Così lui sta, eccolo lì, sì, vedi. Yuri, ogni tanto usa l'intelligenza, vabbè, ma ho paura di finirla dopo, no? Che vado in riserva e dopo resto senza, non si sa mai, no? Eccellente, qua sopra è bello chiuso, che robe! Fantastico, guarda, fantastico, straisolato, senti che roba, porca miseria, adesso sì, si dorme alla grande, fantastico, esageratamente fantastico, porca miseria, guarda che roba, altro che quello sfigato mio che avevo, adesso lo regalerò quello mio, sì, ho questi super. Oh, in tanti, ma veramente in tanti, mi chiedete se è possibile vivere da full timer in camper con le pubblicità di YouTube. Butta dentro a pasta. Articoli su internet ne trovi un disastro. Dove è il canevaccio? Aspetta, eccolo qua. E io ti riporto la realtà. Io è da un anno che ci vivo, ho sempre avuto un lavoro fisso e ti dico è assolutamente impossibile. Allora, i miei guadagni in un anno, tieni conto che un video in media ha le 1000 visualizzazioni, ho 1200 qualcosa iscritti e avrò incassato tipo neancora il terzo bonifico da 75 euro. Quindi tieni conto 7, 14, 21, 210 euro in un anno. Non li butti via, per carità, ma facciamo un conto. Calcolatrice, prendi la calcolatrice, fai 210 diviso 12 e dai 17,50 euro al mese, diviso 30 circa, e io dovrei vivere con 58 centesimi al giorno. Mi è difficile. Mettiamo che un mio video ha 5.000 visualizzazioni, quindi di media moltiplichiamo per 5 e vivrei con 2,90 euro al giorno. Ti dico, mangiare, cane, camper, benzina e tutto quanto la vedo dura. Ecco, quindi sfatato un mito, te la possono raccontare come vogliono e tu puoi crederci, puoi non crederci, puoi fare quello che vuoi, sei libero. Io ti ho dato la mia esperienza e i miei numeri. Calcola il numero degli iscritti, la media delle visualizzazioni, quelli sono i soldi che ho preso, quelli che ho preso 2 da 75 euro. Tieni anche conto che io avevo le pubblicità anche nel sito, avevo il Google AdSense lì, quindi insomma un pochino è arrivato anche da lì in questi 75, quindi fatti e fa bene. Beh, certo che sarebbe bello, chiaro che sarebbe bello, però è un po' una favoletta, dai. Io oggi sono qui dal falegname per il secondo step, ossia, vedi, rifare queste cose qui, le carte qua del coso, che io avevo provato anche a rifare, vedi questa qui ad esempio del bagno, ma cosa vuoi che ti dica? Idem qua, vedi gli angoli che si scollano, guarda, vedi, e viene un po' un casino, anche se gli metti la colla purtroppo sta carta qua si stacca, allora via tutta sta carta e mettiamo dei pannellini in legno, cioè via. Oh, il coso nuovo di Google. Ecco alcuni suggerimenti. Puoi dire cose come facciamo un gioco, oppure quando sarà la prossima partita di calcio. Scorri per visualizzare più suggerimenti. No.
ascolta, io avrei un problema, dovrei farmi la doccia, però non ho voglia di lavarmi, cioè c'è un modo, un lava umani, un qualcosa, cioè tipo la lavatrice, hai capito, che lava i piatti, un qualcosa che lava gli umani, magari su Amazon, non lo so. Posso fare una ricerca. Sì, infatti, cerca, cerca. Ma mi manda sempre su Google, sempre là siamo, non abbiamo fatto passi avanti.